vedi, logico non lo vedi, vedi che salta. Sì. Allora mi Salta, taglio, salta sì, ma mi taglio per dire, mi taglio fin qua così, ecco, così fa è così. la misura giusta. Sì. E È qua sufficiente. ma te cavi via, ed è anche a gusto questo, sì, naturalmente pulito e tutto quanto, non ha problemi di terra. Ma io non mai per spargo, ma non perché non voglio perli, perché ho imparato. Certo. Ed è così, e se... Ma è una delle caratteristiche essenziali che ha questo prodotto, quindi l'assenza di fibrosità. Ciao ragazzi, oggi ho imparato due nuove indicazioni, in dentro Valsugana, ovvero verso Trento, e in fuori Valsugana, ovvero verso Bassano del Grappa, che è proprio il luogo da cui parte l'ispirazione per il racconto della storia di oggi, incentrata su uno dei prodotti tipici agricoli più apprezzati qui in terra vicentina e non solo, ovvero l'asparago bianco DOP di Bassano del Grappa per l'appunto. Romano Cornale è un imprenditore e un ristoratore che il suo locale ce l'ha proprio qui in Valsugana, a metà strada tra Vicenza e Trento. Un ristorante ricavato in un'ex caserma della Guardia di Finanza che ricade, pensate un po', nel territorio di Enego, quindi altopiano di Asiago. Allora, ricapitolando, Valsugana, Vicenza, Trento, altopiano di Asiago, un luogo di confine, insomma, da sempre, con tutte le influenze gastronomiche e culturali che potete facilmente immaginare. Perché gli asparagi allora in questa zona così a metà fra tante cose? Perché oggi, o meglio, in questa stagione, l'asparago rappresenta un punto di incontro formidabile. Finalmente gli asparagi, Romano. Sì, la primavera entusiasma, colori, il bosco diventa verde, la terra adesso è coltivata, quindi sapori, profumi, e l'asparago è quello che apre la verdura dell'anno, diciamo. Qua siamo a Bassano come asparagi e quindi tutto rinasce dai campi con i contadini che seguono gli asparagi, che li coltivano e li adorano naturalmente. Ci sono anche dei ricordi tuoi legati agli asparagi? Sì, circa 44 anni fa avevo un ristorante proprio nel cuore della zona degli asparagi, tra Romano Dezzerino e Rosà e Cassola proprio, e l'ho imparato e seguito e acculturarmi su quello che è la coltivazione e la scelta degli asparagi naturalmente. Chi sceglie un buon asparago non pela un asparago. Io non ho mai pelato asparagi. C'è chi li preferisce fare, però è come togliere una parte dell'asparago. E quindi la tradizione è anche come farle. Come il piatto alla bassanese, che deve esserci l'olio di oliva di Pove. Può piacere più o meno fruttato agli altri, però se uno vuole fare il piatto alla bassanese deve adoperare l'olio di Pove. Romano è un personaggio molto conosciuto in tutta la valle, non soltanto per la sua attività di ristorazione che svolge qui da qualcosa come 36 anni, ma lui è conosciuto anche per altre sue due grandi passioni. Da un lato i motori, perché può vantare un palmarès di tutto rispetto nel mondo del rally. Lui è stato rallista, continua a organizzare eventi di rally ma non solo, e pensate che il suggello di questa sua passione è la partecipazione a ben 6 edizioni del Rally di Monte Carlo, che non è una cosa aperta propriamente a tutti. E l'altra sua grande passione è la birra, quella della Augustiner Brau, la casa di produzione tedesca più antica di Monaco di Baviera, che è diventata un po' l'essenza del suo locale. Pensate che lui è mastro spillatore da più di 30 anni e anche questo è un riconoscimento che ben in pochi in Italia possono vantare. E la birra c'entra anche con gli asparagi. Gli asparagi è una tradizione bavarese, io l'ho messa assieme col nostro asparago, col Weisswurster, Weissenbier e l'asparago bianco di Bassano, ed è un'occasione. La birra è la tua vita, l'Augustiner. L'Augustiner ha una tradizione di qualità
immensa e quasi inarrivabile, e quindi con la mia cultura che posso trarre e portare ai clienti è una cosa molto importante. Come i nostri contadini, i fornitori sono dei collaboratori, non sono solo dei compra e vendi, quindi in tutti facciamo tutto. Quindi prosit. Prosit. Che cosa vuol dire accogliere? Noi siamo situati in una statale e siamo in mezzo alla Valsugana. In mezzo vuol dire a 20 km da Bassano e siamo alle porte del Trentino. Quindi se uno passa sa che c'è un posto dove si può fermarsi e essere accolto con qualità specifica anche per un momento di tranquillità. Io ho cucina bavarese e veneta. È stata una scelta fatta dalla professionalità che ho acquisito e anche perché uno, se va a nord, diciamo, tende di più a mangiare un buon wuster o un canedolo, uno stinco cotto sul forno a legna, che prendere magari un piatto tradizionale. Per celebrare l'Aspargo di Bassano, anche Romano ha aderito alla 45esima edizione della rassegna gastronomica indetta dalla Confcommercio di Bassano del Grappa per valorizzarlo per l'appunto questo prodotto, questo germoglio di primavera, con un menù nel quale non possono mancare 3 piatti che sono stati selezionati per essere comunque sempre presenti nell'offerta dei ristoranti aderenti. Adesso ve li faccio scoprire, ve li faccio virtualmente assaggiare, anche se con qualche personalizzazione di Romano e del suo staff che assolutamente non poteva mancare. Romano, mangiamo finalmente. Sì. Facciamo un cin. Sì, metti il bicchiere giusto o no? Così. In fondo do che sei forti. Salute. Salute. E cosa mi hai portato, Romano? L'abbinamento con la birra. Ah, fantastico. Weisswurster, asparagi bianchi E la senape di Monaco. Mamma Questa è mia. una novità, però diciamo con molto armonia e molto gusto. Quindi è uno sposalizio tra la cucina bavarese e un prodotto tipico vostro. L'asparo, come che anche loro hanno gli asparagi, che sono famosi, però non sono buoni come i nostri. No, ovvio. Oppure, insomma, la birra sì. Come abbinamento abbiamo una novità, il canederlo fritto, con dentro degli asparagi sulla parte... Davvero? Sì. E adesso Davide cosa ci ha portato? Quella sempre zuppa con asparagi bianchi di Bassano DOP. La zuppetta, Però questa è l'identità che bisogna andare in cerca. Quel Sui costino, menù deve sempre asparagi bianchi di Bassano DOP, che è un DOP, o quasi l'unico in Italia, sono l'unico DOP che c'è di asparagi. Qualità eccezionale, non solo per la pianta ma proprio per il terreno. Tra l'altro questo è uno dei piatti inserito in un menù particolare, vero? Sì, noi aderiamo a questo menù degustazione dell'Associazione Commercianti e anche del Consorzio, che nel nostro menù, nella stagione da San Giuseppe a Sant'Antonio, vengono fatti dei piatti sempre tutti i giorni. Che sentire la zuppa? Che delicatezza Sono curioso anche dei cappellacci. Sì, questi fatti a mano e sempre con asparagi bianchi DOP di Bassano e si sente proprio i profumi. Di solito un asparago è un po' più tendenza all'erbaceo e qua senti un profumo che ha una delicatezza questa zuppa, ragazzi, che veramente ve la consiglio. Però ho visto che la birra è andata, adesso abbiamo fatto un cambio anche nel liquido. Cosa abbiamo portato qui? Questo, qua siamo terra di confine e quindi ci sono delle cose simili, basta solo mettere assieme. Questo qua è un vino di Castelnuovo, Trento, qua a pochi chilometri, e questo è addirittura dolomitico, Solaris e Piwi. La qualità è straordinaria. La scelta che ho fatto nell'abbinamento, anche per il Gran Galà di questo, è perché dentro questa, essendo di queste qualità, è solo impollinata, neanche incalmata, diremo, a innesto. E questa ha dentro anche la uva fragola bianca.
E finalmente il grande classico, uovi e asparagi. Però, te me li tieni sconti Romano però. Ma bisogna che sia caldi. Ah, ma spiegami un attimo sta roba perché... Questo è il classico servizio che si faceva nelle famiglie. Il piattone di asparagi, una canavassa e l'acqua sopra che mantiene caldi. Sì. Ah, così praticamente uno li mangia sempre caldi. Sempre caldi. Qua ti senti se mangia e ora ti dopo te apri qua e te eccoli là. Senti che Mamma mia, sì, scotta anche. Ecco. E adesso ti do un consiglio. Allora, te rompi gli uovi, ti sbucci come che si deve fare. Dentro col cucciar. Ecco così. Così. Adesso ti presto. E dopo te cominci a romperli. Così. Che volume? È un po' un'arte perché ho fatto No, è una tradizione perché asparagi e uovi, ma perché si viene fuori anche il piatto asparagi e uovi nella storia? Perché in questo periodo casa che c'era asparagi e uovi. È quello che era. Adesso metti un po' di sale e pepe. Ecco, diciamo, in questa occasione è giusto, mi di solito anche 2 uovi, anche 3. Che non è un piatto unico, diciamo, se te mangiassi solo sale, pepe. E? Ecco, adesso naturalmente l'aceto prima perché scioglie il sale e pepe. Sale. Che aceto è questo? Mele. Aceto di mele? Sì, è un po' più... bello abbondante, vedo. Sì, perché non è bello, a parte che uno mette quello che... Perché l'olio de pove in va. Vedo. Ecco, questa diventa come una salsa, diciamo. Questa sarebbe la base. Dopo si fa questa situazione, si fa schiacciare solo da mescolare e qua adesso diventa il sogno. Prima di tutto bisogna assaggiare la salsa. Ottima. Dopo si prende l'asparago. Sì. Ecco qua. Staglia la punta? No, anche di più. La porzione. Ok. E dopo, per mangiarli, si prende un po' di salsa. Ecco, capivo. E questo la ricetta alla bassanese e il piatto alla bassanese, sì. Ecco, E questa deve essere un po' la composizione della dose. Si aspetta tutto l'anno per mangiare questi asparagi alla bassanese. Abbiamo anche il dolce. Qui sparasi. Dolce qui sparasi. Non credo neanche. Sì. Ma cos'è? Una crema, un pan di Spagna? Cos'è? È un gelato di una qualità eccezionale. Si chiama Panna e Storti, questo mio amico a Romano di Zelino. E il gelato con cos'è? Con gli Con gli asparagi? asparagi. E poi? C'è della polvere di camomilla, ci sono degli asparagi caramellati ed è una cosa importantissima. Pensa che abbiamo fatto anche per il galà gli asparagi del suo premio che ha avuto a Milano, il Gambero Rosso, il miglior gelato gourmet d'Italia. Adesso che hai assaggiato il piatto alla bassanese, ti farò assaggiare la pizza, che noi facciamo una pizza healthy con farine importanti e abbiamo ideato questo calzone con farine integrali e dentro c'è asparagi, uova e un po' di formaggio dell'altopiano e quando si apre a questo profumo a vapore, diciamo, cucinati questi asparagi, che si sente che sono asparagi di Bassano. Ha un'invasione, un assalto. E poi c'è la classica pizza bassanese con asparagi bianchi di Bassano dopo e l'uovo. Mamma mia. Ciao, capito, non vado più a casa qua. Vabbè, insomma. Arriverò, sto bene, non preoccupatevi. Mai stato meglio, sinceramente. Che vuole un brindisi a questo punto? Sì. Con questo Villalongo, che è sempre un vino importantissimo qua a poca distanza, nel Trentino, qua a 20 km.
E questo è Dolomitico Solaris e Piwi, una qualità eccellente, e quindi Perfetto. stiamo sempre nella qualità. Ecco qua, questo è una cosa straordinaria. E Profumo l'abbinamento c'è tutto. con gli asparagi è perché è profumato ed è anche secco. Stavolta il cin è giusto così, vero? Sì. Sì. Ciao ragazzi, grazie Romano, viva gli asparagi di Bassano Bianco DOP. E se passate qui in Valsugana, fermatevi da Romano. Tanto sarò qua ancora io, a cocca la pizza e sacrifici.